Buongiorno e buona domenica amici di Sportissimi, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi questa sfida tra Accademia Palermo e Sant'Ernesto, valevole per la 19ª giornata del campionato giovanissimi provinciali Under 14. Vediamo le due squadre già schierarsi nella zona media del campo, stanno per raggiungere, poi vediamo chi avrà invece il primo possesso palla di questa sfida, chi invece sceglierà il campo. Chiaramente oggi è una giornata di sole, dunque anche se c'è diverso vento, potrebbe essere sicuramente un fatto di questa partita, lo scopriremo chiaramente soltanto tra 70 minuti. Nel frattempo vediamo le due squadre già schierate, con Capitan Sistori da una parte, Capitan Mancuso dall'altra, Mancuso per l'Academy, Sistori invece per quanto riguarda il Sant'Ernesto. Tra i giocatori sicuramente da tenere d'occhio spicca con la numero 7 la Parola, che è uno dei più interessanti di questa squadra, ma bisogna anche guardare il capitano Sistori, anche Brigaglia che sta facendo una grande stagione, insomma diversi giocatori che stanno realizzando una grande stagione. Vedremo oggi come effettivamente scenderanno in campo. Dopo il fischio, applausi anche per il pubblico presente, nonostante l'orario mattutino delle 9 di inizio di questo match, comunque ha risposto a gran voce con una buonissima presenza. Vediamo anche come si schierano, perché in realtà il Sant'Ernesto durante il riscaldamento ha un po' fatto intravedere quale sarà il modulo o comunque anche gli interpreti, perché si è notato come tra i pali chiaramente scende Giorgio La Rocca, poi dovrebbe agire come terzino destro Marcello Uttuso, a sinistra invece Giuseppe Acquisto. I centrali dovrebbero essere Manuel Canai, Simone Vocacciato, questo almeno secondo le prime interpretazioni che abbiamo visto in campo durante il riscaldamento. Poi centrocampo Sistori con Brigaglia e La Parola in un centrocampo di tanta qualità. Poi lì davanti invece dovrebbero scendere in campo sicuramente Matteo Siracusa con la maglia numero 9, Daniele Piazza e Thomas Gargano a concludere e a chiudere questo tridente. Ma poi chiaramente appena si schiereranno in campo per l'inizio della sfida vedremo se effettivamente abbiamo indovinato quelle che sono poi i nostri pronostici per quanto riguarda la formazione titolare. Questi sicuramente sono i giocatori che giocano dal primo, però bisogna capire anche un po' l'assetto da parte del tecnico. D'altra parte invece l'Academy Palermo che si sta schierando adesso in campo, vediamo anche con Giunta di davanti, numero 10, poi largo a destra c'è Catalano, insomma poi vedremo anche l'assetto tattico, dovrebbe essere quasi una divisa a 5 in realtà. Nel frattempo noi vi mostriamo il nostro scoreboard, 0-0 il risultato, chiaramente poi ricordiamo 70 minuti di gioco, 35 per tempo, e dunque primo possesso palla per l'Academy con Giunta.
si attende soltanto il fischio da parte dell'arbitro di oggi, però sta dicendo qualcosa forse alle panchine per quanto riguarda il guardalinee. Infatti è proprio questa, vediamo un componente dell'Academy che di fatti deve attraversare tutto il campo per andare all'altro lato. Adesso l'ha raggiunto, dunque manca veramente pochissimo inizio di questo match e inizia anche la sfida con il primo possesso palla per l'Academy, che cerca subito la sventagliata in avanti, cerca i compagni, poi chiude Gargano anche con l'aiuto di Acquisto e rimessa laterale dopo soltanto 8 secondi di gioco. Questa è la prima piccola interruzione. Bisogna guardare anche la classifica, perché il Sant'Ernesto è al momento al primo posto, ma l'Academy è una squadra che gioca senza punti in palio, di conseguenza oggi è una partita anche per tenersi comunque sulle gambe. Intanto Brigaglia torna dietro da Canai, c'è largo sull'out di destra Ottuso, il gancio non è perfetto, poi scarica sul compagno, palla di ritorno, l'anticipo anche ottimo da parte di Vassallo, poi c'è stato anche un intervento irregolare, subito un fischio dopo 42 secondi, sì, no, non è fallo ma è rimessa laterale. Dunque con le mani vediamo Guaiardo che cerca lo sguardo dei compagni ma non intravede nessuno ancora, perde qualche secondo, poi lo fa adesso, testa poi di La Parola, mette anche lui in rimessa laterale. In questi primi 60 secondi di gioco abbiamo già visto diverse rimesse laterali, è un gioco anche piuttosto spezzettato. Poi Bonura cerca di rimetterla in mezzo, giunta lotta, poi la tocca a Canai per ultimo, sarà quindi rimessa laterale ancora per l'Academy di Palermo Calcio, che rimane comunque in zona offensiva. Una gara interna, dovrà sicuramente cercare di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, sta cercando di farlo in realtà, perché chiaramente stiamo parlando di una partita iniziata soltanto da 1 minuto e mezzo. Guaiardo rimessa a cercare il compagno che prova a girarsi, Bonura poi allontana, lo cacciato senza badare allo stile, ma comunque molto efficace. E ancora rimessa con Guaiardo, che sicuramente è uno dei più cercati al momento per quanto riguarda le prime occasioni. In testa la tocca giunta, palla che si impenna, Canai allontana, poi la tocca per un istante Barone, poi viene allungato il pallone con Gargano che cerca di allungare su Siragusa, non riesce e poi Acquisto. Lo scontro con Siragusa, con Graziano che l'ha portato verso l'uscita, sarà dunque rimessa laterale per l'Academy ancora una volta. È un buon inizio da parte della squadra di casa, effettivamente sta giocando una buona gara, almeno in questi primi 2 minuti di gioco. Intanto bisogna ribattere la rimessa con un cambio dunque molto fiscale. Il direttore di gara di oggi, visto un'irregolarità nella battuta, e dunque ha chiamato il cambio. Brigaglia, palla di ritorno, va sulla fascia, Acquisto, cross in mezzo, poi Bonura la tocca, la lascia lì, Guaiardo lotta, poi prova questa conclusione, poi improvvisa Piazza, non riesce però a scaricare in porta. Dunque calcio d'angolo, e comunque si fa vedere anche il Sant'Ernesto in queste prime battute. La Parola dopo lo scambio con il compagno, cross in mezzo per Brigaglia che non anticipa, la palla arriva direttamente dalle parti di Catalano, riesce comunque ad allontanare, ma quindi si è fatta vedere anche il Sant'Ernesto in queste primissime battute. Un'azione pericolosa, poi dal calcio d'angolo Brigaglia non è riuscito ad impattare bene, ma si era comunque inserito con i tempi giusti. Si nota a centrocampo, Brigaglia, Piazza, gancio non è dei migliori, poi buona scivolata da parte di Gugliardo. Francesco, sveglia! Ancora una volta prova l'anticipo, poi il tunnel, ottimo Piazza che vuole la velocità, scatta sulla fascia, poi allontana invece in maniera provvidenziale lo biondo. Sarà quindi rimessa laterale, ma quindi c'è anche il Sant'Ernesto in zona offensiva che lo fa vedere con Ottuso. Adesso andrà a battere questa rimessa tutta non perfetta. Brigaglia si fa saltare dal pallone, viene allontanato, Brigaglia lotta anche con il fisico, non riesce, poi però agganciato effettivamente in maniera irregolare Vassallo, calcio di punizione. Un gioco forse possiamo dire quasi agli antipodi di un gioco all'inglese da parte del direttore gara, che ha fischiato già diversi interventi. Enrico, accanto! Mette giù Ottuso, sbaglia il passaggio, poi vince anche il rimpallo, giunta, è riuscito ad arrivare sul pallone, poi il tocco di Piazza centrale, Brigaglia col mancino, prova a liberarsi i compagni ma non riesce, si torna dietro, l'ho cacciato, cambia tutto per Acquisto, palla che però non viene controllata per ora in questi primi 5 di gioco.
forse pochissimi palloni sono passati dal vertice basso di questa squadra, ovvero Sistoli, che è un giocatore molto tecnico, ma al momento sono veramente pochi palloni toccati. Vediamo quando si accenderà. Infatti tocca il pallone adesso per la Parola, che è lanciato, cerca il passaggio su Siragusa, la controlla, può anche calciare, Siragusa rientra sul mancino, poi si ferma, sterzata, piazza, guarda la porta, scarica per Sistoli, palla sul secondo palo, interviene invece Mancuso, il capitano di questa squadra, con sicurezza, adesso anche facendo ai compagni di giocare con tranquillità. Perché non salgono? Adesso fa alzare anche il baricentro della squadra, Brigaia la tocca, Siragusa di prima, Franci, prendi buona sta idea palla. sulla Parola, la controlla, piazza, sempre spara alla porta, si può girare, poi con Insiso cerca la porta, Mancuso blocca, vuole ben altro per battere questo portiere, che blocca abilmente, ancora una volta fa salire i compagni, dice di salire tutti sopra, vuole andare lungo, infatti fa così ma sbaglia, la Parola, la controlla, la tiene ancora incollata tra i piedi, sbaglia il tempo di gioco, poi giunta, l'anticipo di Locacciato, 2 volte il rimpallo, favorisce anche il rientro di Gargano, che adesso vede sulla fascia la sua posizione di acquisto. Chiudile! Poi Brigaia va giù, l'ultimo tocco di Tegara non ci aiuta in questo caso con le braccia, però è rimessa dal fondo, lo fa adesso, e dunque rimessa dal fondo con Mancuso pronto a battere. Sbaglia l'ennesimo rilancio, l'H di Palermo Calcio, forse un po' troppi errori da questo punto di vista sul primo possesso palla, con lo biondo che ha provato a rilanciare i suoi compagni, ma in realtà l'ha regalata a Brigaia, che le sta prendendo praticamente tutte, sia lui che la Parola sono giocatori che comunque tecnicamente sono molto validi. Poi ancora rimessa, l'ennesima di questo match. Poi è rimasto giù, nel frattempo Locacciato, ci auguriamo sia tutto ok, si è rialzato adesso, scontro congiunta, dove ha avuto la peggio il centrale del Sant'Ernesto, ma adesso tutto ok, probabilmente avrà strisciato anche nel campo. Gargano, Siragusa, la controlla divinamente con il tacco, poi l'anticipo di Bonura, fa un buon lavoro, mette un po' in difficoltà i compagni, poi Andronico si complica tanto la vita con Siragusa, fa un buon lavoro, poi cerca di passare il dribbling 2 volte, poi Graziano è molto bravo a mettere nel calcio d'angolo, dunque si continua questa zona offensiva del Sant'Ernesto che forse dopo i primi minuti di stampo rosso con l'Academy adesso sta cercando di venire fuori, la capolista lo vuole dimostrare anche quest'oggi, però non è calcio d'angolo, è rimessa dal fondo, cioè sembrava di sì da qui. Tante calcio la sua. Allarga diritto, bravo. Guagliardo Vai Vittorio, vai! cerca e ottiene Vassallo, palla di ritorno, si torna centralmente, Bonura allarga dall'altra parte, l'anticipo di acquisto, Sistori non perfetto qui nel suo appoggio, poi acquisto riesce a passare nonostante si fosse complicato un po' la vita, riesce comunque a trovare il compagno, Brigaia per Gargano, rientra molto bene, cerca di Siragusa, non la tocca, poi palla via allontana, la Parola cerca la conclusione, la palla termina fuori, ha fatto bene a provarci, questa palla stava rimbalzando con i tempi giusti, non si è fatto dire 2 volte il numero 7. Non era un tiro forse bello dal punto di vista tecnico, però comunque stava per entrare in porta, dunque dal punto di vista estetico non un tiro meraviglioso, però efficace quasi, perché stava per fregare anche Mancuso, Dai, che era Franci, leggermente fuori dei pali, la palla Mati. probabilmente l'avrà visto e ha detto perché non provarci. Arretra. Canai cambia tutto molto bene la personalità del giovane. Acquisto è una posizione che parte da terzino sinistro per Giuseppe Acquisto, però lo vediamo tanto in zona offensiva e dunque non è facile ipotizzare come in realtà la zona d'attacco del Sant'Ernesto sia abbastanza importante oggi. Piazza, esce Graziano, poi sovrapposizione sempre di Acquisto che cerca il traversone con il mancino, poi viene chiuso da Andronico e palla poi controllata non con i tempi giusti da Catalano, sarà dunque rimessa con le mani. Sistori la controlla, tacco molto elegante, Acquisto, uno dei più cercati quest'oggi, la Parola, Sistori cerca sempre il fraseggio basso il Sant'Ernesto che vuole andare in avanti, Sistori con la punta, Acquisto, cross in mezzo con il sinistro per la Parola, viene anticipato però da Vassaro con un grande lavoro, poi Brigaia cerca la porta,
si distende Mancuso, non la tocca, ma era comunque in direzione. Bonura questa volta non ne spreca l'uscita con il pallone, lo fa molto bene l'Academy, adesso che può partire in velocità con Catalano, ha lo spazio, cerca il cross in mezzo sui compagni, tocca lo cacciato, poi palla direttamente sui compagni che però non ne riescono a giocarsela bene, poi la palla cerca un sombrero a centrocampo, buono invece il lavoro di Barone, poi palla che rimane lì, Bonura, ruleta, non si passa con la parola, sta giganteggiando a centrocampo, Brigaglia tiene la palla sul suo mancino, poi cerca il pallone su Gargano, non una palla imbucata nel modo più corretto. 10 minuti di gioco, 0-0 il risultato. Si riparte dunque dal basso, c'è tanto rischio per l'Academy, ma anche tanta consapevolezza di poterlo fare bene. Catalano con l'esterno cerca di liberare Andronico, poi invece è buona la chiusura da parte della squadra ospite, sta comunque difendendo bene, anche se l'Academy non è partita male in questa partita, anzi tutt'altro, soprattutto nei primi minuti e con parecchia convinzione ha fatto vedere di essere una squadra oggi in giornata. Vediamo bravo Fra, bravo, palla allargata per Catalano che si mola sulla fascia destra, potrebbe anche crossare, arriva sul fondo, cross in mezzo, poi deviazione, calcio d'angolo anche per l'Academy che dunque torna in zona offensiva. Eddie 1-1, Eddie 1-1. Sarà quindi calcio d'angolo, batte Bonura. A Giovanni, abbiamo già visto mettere dei palloni interessanti in questa partita, anche diversi passaggi, buone idee, vediamo come crosserà anche questo calcio d'angolo. È buono il calcio d'angolo, buca l'intervento Barone, poi giunta, prova a controllarla in mezzo a due, poi spinge abbastanza vistosamente il suo avversario, ma si continua. Però era là, peccato. La parola sempre molto tecnico, allarga il gioco per Siracusa che allunga sulla corsa di piazza, poi arriva in anticipo invece Fileri. Bravo Fra, una buona chiusura da parte del numero 4 che qui si è riuscito a fermare il suo diretto avversario, in questo caso Piazza, che stava procedendo sulla fascia. Lui è molto bravo, molto Siracusa, come sempre aggancio delizioso, poi il rimpallo non lo favorisce. Acquisto, sbaglia il passaggio, questo è il primo della sua partita. Palla centrale di parte di Ottuso. La parola, palla sempre incollata sul piede, poi libera Piazza contro Mancuso. Esce benissimo il portiere. Tanta personalità del portiere qui, anticipato anche Piazza che stava per arrivare in porta. Palla centrale, Sistori, non rischia nulla, Canai. Anche lui non vuole rischiare nulla e si torna direttamente dalla rocca. Stai fermo là. L'ho cacciato. Vai tua, Giunta, si gira, quasi un lavoro da pivot per il 10. Poi Bonura in mezzo a due. Dice comunque se viene il compagno Canai. Ancora una volta Bonura qui che sembrava potesse esserci un calcio di punizione, non è per il fischietto di oggi. Fa continuare, poi intanto il taglio alle spalle. Poi Brigaglia prende il tempo sulla velocità, va dentro l'area di rigore, poi calciare, poi Mancuso esce ancora una volta benissimo, protagonista al momento del portiere. Allucinante. Poteva starci forse un calcio di punizione in precedenza con l'intervento di Canai che sembrava effettivamente anche scomposto, non è però per il direttore di gara che ha deciso di fare continuare questa azione. Bonura era riuscito anche a prendere il tempo in realtà. Bisogna riguardare forse quell'immagine. Intanto Mancuso sul primo palo. Canai ha cercato di anticiparlo fino all'ultimo, non ci è riuscito. Mancuso la prende, la blocca e libera i compagni. Arbitro, facciamo attenzione, arbitro. Prova a girarsi, lo fa bene Catalano, buono questo lavoro. Ci mette pure tu. Centralmente libero lo spazio, ma lui va sulla fascia destra con Andronico con la punta per giunta che calcia verso la porta. Deviazione di Canai e poi l'ho cacciato. Poi acquisto
Bravo Fra, dai! Palla gettata in avanti, Siragusa prova a controllarla ma non fa un buon lavoro. Poi Andronico, anche lui in questo caso non è pulitissimo nella sua esecuzione. Sistori, vede lo spazio per Gargano, si appoggia su Acquisto, anche se forse era un controllo sbagliato piuttosto che un appoggio. Ad ogni modo, minuto 15 di questa partita, ricordiamo, 2 tempi da 35 minuti sono previsti in questo match. Sistori. Poi con il tacco prova aggiunta, non arriva. Acquisto. Sta a Brigaglia, poi la palla rimane lì, Bonura la cerca di allontanare ed questa era anche una buona idea in realtà verso Vassallo che stava per Bravo Fra! trovare anche questo pallone. Era Fermati, un buon fermati! inserimento in realtà. Poi però Canai cambia tutto per Lo Cacciato. 1-2. Acquisto la sua posizione di Gargano, rallenta un po' la sua azione, poi centralmente Siragusa si gira, guarda per un attimo anche la porta, poi la Parola la può controllare, cerca in mezzo il compagno, Siragusa la controlla 2 volte, poi alza anche la sfera e poi la palla termina fuori, ma ancora una volta non di molto. Sembrava un'azione molto simile con quella di La Parola, con quel tiro. Qui però forse Siragusa ha scherzato tanto con il gol perché è andato veramente vicinissimo. Gargano cerca di rubare il pallone, poi non lo controlla. Una buona gara per Siragusa che cerca sempre di fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Sarà rimessa laterale. È sempre lei, è sempre lei, è sempre lei. La Panda vuole essere quella nera? Sì, quella nera di fronte a 500. No, non ne ho io 500. Io sono a piedi. Sarà rimessa con le mani per il Sant'Ernesto. Brigaglia prova a controllare la sfera, poi viene fermato invece Acquisto. Poi Giunta prova anche lui a girarsi, Canai direttamente si appoggia alla rocca. Si torna dunque da dietro. Brigaglia la controlla, poi con il destro trova il compagno, Uttuso può salire, fa centralmente per Siragusa, l'anticipo invece ottimo da parte di Graziano, poi cambia tutto con tanta personalità di History. Siragusa, aggancio sempre perfetto per il numero 9 che sta lavorando tanto da pivot oggi, quasi un ruolo da calcio a 5 per lui, con tanti palloni recuperati, anche controllati, smistati soprattutto sui compagni. Piazza, vuole la velocità, saltando Guagliardo, poi torna dietro, Mancuso allontana, Barone di testa non arriva, la Parola tocca Brigaglia per Siragusa, si gira con il può calciare, viene fermato poi dallo biondo, poi conclusione col mancino di Acquisto, una volta palla allontanata dalla difesa, però inizia un assedio da parte del Sant'Ernesto, vuole sbloccare questa partita, la Parola per Siragusa, vuole controllarla, poi 2 volte anche Gargano, allontana lo biondo, poi Catalano arriva sul pallone, allontana poi anche senza badare allo stile, poi il pallone ancora in campo, invece no! C'è anche il tecnico che era molto vicino all'azione, diceva di no, ed è anche cartellino giallo. Esci tu, esci! Giallo per il tecnico della Te ne Cagliari. devi andare Probabilmente subito! qualcosa su questa rimessa laterale che sembrava di maglia rossa, in questo caso invece non è per il fischietto. Vergogna! Sarà dunque rimessa per il Sant'Ernesto con le mani, vediamo Acquisto, poi c'è Sistori vicino a lui. Vergogna! Ti sapevi il mio cartone? Minchia, un calcio di Iva, punizione qua. concentrati! Si è rimessa con le mani, Sistori la controlla, vuole fare un buon lavoro, poi allunga, cercare forse la Parola, il pallone non è passato, Bonura, grande lavoro a centrocampo che si scontra. Sarà calcio di
punizione, ma ovviamente non calcio così, ma gioco che adesso riparte, sbaglia però Bonura, poi la parola, una pallonata. Cosa? La prossima domenica Ma poi se n'era andato. Fallo andare. Palla che verrà restituita. La parola allunga per Siracusa, la tocca di testa, poi palla che si impena 2 volte, lo biondo, sempre molto attento in questo tipo di occasioni. Gargano col mancino vuole servire i compagni, trova però il piede di Bonura, giunta buona qui la sua giocata per Vassallo, lo insegue Ottuso che non lo vuole fare girare, poi si appoggia, l'anticipo provvidenziale Canai, Dai ragazzi, non sbaglia il passaggio anche lui adesso. Bonura, sì, chiedo scusa, Andronico 2 volte riesce anche a passare, poi con l'esterno l'ultimo tocco e di Ottuso guadagna una rimessa laterale, però un buon Academy oggi. Minuto 20 di questa partita. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili, 0-0 il risultato, ma una partita comunque molto vivace. Brigaglia con il mancino, libera Gargano, Mancuso sempre molto attento, palla che si impegna, la parola allo spazio poter calciare per Guagliardo, buono questo lavoro 2 volte, ma la ruletta da parte di La Parola che fa vedere tutta la tecnica. Brigaglia ancora per il compagno, poi l'anticipo di Catalano che si può immolare da solo, vuole il dribbling su Sistori, non lo passa, poi va giù Catalano, calcio di punizione. Sarà quindi calcio di punizione. Sta sistemando anche il campo in questo caso. Bonura. Ci immaginavamo in realtà una battuta lunga, ma alla terra, ragazzi. così non è stata. Ha preferito invece appoggiare dietro, poi il pallone è stato anche un po' sprecato probabilmente. 0-0, non moltissime azioni a gol, però comunque una gara piuttosto equilibrata anche con diversi capovolgimenti di fronte. Può fare un prezzemolo invece non l'ho capito. Sistori fa finta di scaricare dietro, va a sinistra a avere acquisto, poi Gargano col tacco, palla chiaramente fuori, rimessa. Se sei a casa, dove fai finita se ti fare Siracusa. Ecco un po' salita. Sistori. Poi si scontra con l'avversario, lo biondo allontana e mette in rimessa con le mani. Siracusa, acquisto, traversone in mezzo per la piazza e non arriva a concludere in porta. Mancuso è riuscito ancora una volta a metterci una pezza, anticipando anche piazza probabilmente sul più bello. Bisogna capire, sta impattando col pallone, avesse potuto trovare la porta, sembrava di sì da questa distanza, però Mancuso ancora una volta importante nel suo lavoro. Poi cross in mezzo di Sistori per Canai che la tocca, stava per impattare verso la porta, Mancuso ancora una volta invece questa volta battezzato fuori dai pali, ha fatto bene a non gettarsi sul pallone, ha fatto scorrere infatti sul fondo. Lo biondo Brigaglia, ennesimo pallone recuperato, la parola prova il sombrero 2 volte, riesce il primo ma non il secondo, poi testa, ottimo l'intervento da parte di Barone. Sarà rimessa con Ottuso che dice ai compagni di cercare qualche appoggio, forse di farsi vedere maggiormente. Va incontro Siracusa, aggancio con il tacco, poi Brigaglia, mancino, libera, la parola può calciare 2 volte, ci pensa la parola. Questa volta non è un tiro positivo come quelli fatti in precedenza, palla che termina fuori di qualche metro, però comunque fa bene a provarci. Nel frattempo 1 minuto 24 di gioco, 0-0 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Una gara molto equilibrata, forse qualcosa in più il Sant'Ernesto, però comunque l'Academy aveva iniziato bene la partita, dunque forse poi i punti potrebbe meritare più la squadra ospite, però non di molto, ecco. Acquisto Sistori, sbaglia quel passaggio, vai. anticipa Bonura, buono qui il suo lavoro, si immola con questo
Sto scatto in avanti, poi Sistori lo tampona un po'. E l'ultimo tocco è anche dello stesso giocatore in maglia 8. Forse uno dei più positivi quest'oggi, Bonura. L'abbiamo visto più volte cercare la giocata anche con notevole personalità. A volte riesce, a volte no, però comunque è in partita e si vede. Andronico, poi Brigaglia la tiene in campo, dribbling col mancino, palla che però non è più in campo, dunque rimessa con le mani. Vai. Palla lontata dallo biondo, non ci arriva, poi Vai, è tua, Vitto! compagno Pileri si Non la complica perde, tanto la vita, infatti Giovanni! sbaglia tutto. Siragusa, un 3 contro 2 per Gargano, l'aggancia, forse perde il tempo di gioco, poi scivola. Buono quel lavoro difensivo Vai, Enrico! da parte di Lobiondo, che adesso insiste con questo contrasto in continuità. Brigaglia mette tutti d'accordo tornando dietro. Uttuso centrale, la parola lascia scorrere verso Sistori. Messaggio non di migliori per il 10. L'ho cacciato. Canai, la parola, gancio Questo è perfetto. Mani! Uttuso con la È punta Mani! trova Siragusa, vede poi il compagno con la suola, vuole giocare, invece chiude bene Graziano. Sistori chiama l'inserimento di Piazza che stava quasi per arrivare, poi provvidenziale invece la chiusura da parte di Pileri, che probabilmente non è stato esteticamente perfetto, ma comunque efficace. Sarà rimessa con le mani, vediamo infatti sul punto di battuta il solito Uttuso. Si allontana Brigaglia, si avvicina invece Siragusa, ennesimo aggancio con il tacco, potremmo anche contarli, poi il sombrero tentato, poi sbagliato, la parola, la mette giù Sistori, molto sicuro, colpone tra i piedi, poi mancino perfetto a liberare l'inserimento di Acquisto che cerca le traversone in mezzo, troppo impreciso quel numero 11, ma che palla comunque di Sistori, ha fatto un dribbling a centrocampo e poi con il mancino ha aperto tutto, grande visione di gioco, poi per Acquisto però ha un po' sprecato tutto. Nel frattempo qualche problema per lo biondo probabilmente. Bravo! Vai. Ti ho mandato una foto, vai a vedere. Graziano adesso andrà a battere rimessa laterale, dunque tutto ok per lo biondo che non sembrava potesse stare bene. Rimessa un po' rivedibile, non c'è la ripetizione però. Poi la parola, lotta a centrocampo, non può nulla contro 3 avversari. Il dribbling ottimo da parte di Bonura. Guagliardo, Bonura, larga bene su Vassallo, buono qui sul aggancio, vuole girarsi, lo fa anche bene. E Uttuso decide di non farlo passare. È rossa. Andrà Guagliardo sul punto di battuta. Bonura chiama il pallone, poi si fa anche vedere, Guagliardo non lo serve. Buona rimessa, palla che si impenna. Poi la parola dato direttamente sull'uomo. Non sappiamo perché. Dici? È troppo. Terra, ragazzi. Poi Brigaglia la tocca. Attraverso tentato da Catalano, viene deviato, Brigaglia la riesce a controllare adesso. Poi Sistori alza la testa, ennesimo lancio della sua partita, va incontro Siragusa, la controlla forse non benissimo. Poi Guagliardo fa una buona chiusura. Bravo, Vitto. E col mancino trova anche Vassallo, l'anticipo di Uttuso, perfetto nella sua prestazione quest'oggi. Siragusa, suola, si ferma. Quasi giocate da calcio a 5 per Siragusa. Bravo. Quella suola ricorda molto il campo da futsal. Dai. Canai sbaglia del rilancio, Vassallo non la controlla, la parola la tocca con la punta, quel poco che basta. Poi ancora una volta Siragusa chiude Pileri. Vassallo lotta e lancia direttamente verso la porta avversaria. Grande Fra, bravo. E dunque si riparte con la Rocca. L'ho Credici cacciato. sempre.
Avanza sull'aut di sinistra, si appoggia questa volta su Acquisto, Brigaglia, esce bene dalla pressione, Acquisto, finta, poi va centralmente ma sbaglia, Bonura, il dribbling su Brigaglia, poi forse c'era qualcosa da fischiare ma non l'ha fatto, Brigaglia va giù, scivola, Piazza, anticipo per Pileri, che prova a controllarla, poi anche a gettarla lontano, l'ultimo tocco comunque è di Siragusa. Vai Manu, decisa Manu. Guagliardo sul punto di battuta, c'è Vassallo che si avvicina, dietro Pileri, va a lungo, poi non la controlla. Migliore in campo là. Sistoli, Siragusa, ennesimo lavoro perfetto lì davanti, tacco di Sistoli 1-2, la controlla ancora il 9, poi scambia con la Parola, Bonura ancora una volta mette l'ennesima pezza. Che partita di Bonura oggi. La Rocca, ancora non è stato chiamato in causa il portiere. Canai, Uttuso, palla verso Brigaglia, poi Siragusa alza per Piazza che può rientrare con il sinistro, lo fa anche bene Piazza, guarda la porta e calcia, palla che termina fuori, non di molto, buona azione di Piazza. Minuto 31, mancano 4 di gioco alla fine del primo tempo, poi Pileri si prende una responsabilità molto grande, infatti sbaglia Piazza per Siragusa e Mancuso sul primo palo, è attentissimo, poi lo biondo, palla però era terminata fuori, sarà corner. Io non capisco perché hanno paura di lanciare la palla. Tanti errori per l'Academy, soprattutto nel primo possesso, con una fase di impostazione che spesso viene anche sbagliata, regalando il possesso di fatti alla squadra avversaria. Testa poi tentata da Locacciato, si finisce direttamente sul secondo palo con la Parola che cerca il dribbling e riesce, poi Traversone in mezzo, la tocca, poi Gargano, Mancuso sempre molto attento. Poi in avanti il portiere, ancora una volta non perfetto nel rinvio, riesce comunque a controllarla Barone, poi Vassallo, palla a centrocampo, Brigaglia, che partita anche per lui comunque, giocatore molto interessante, effettivamente l'avevamo anche detto. Dai ragazzi, pressing! Canai, La Rocca, si allarga il gioco per Locacciato, qui rischia tanto perché riesce il pallone, Catalano riesce a passare la sfera sul compagno, entra in zona di rigore, poi palla in mezzo con La Rocca che si getta sul pallone, non lo tocca, per occasione pericolosa anche per l'Accademia Palermo Calcio, che si fa vedere in avanti. Al centro mettiamola. Si parte una rimessa dal fondo con La Rocca, Canai, palla in avanti, Siragusa cerca l'appoggio, questa volta non funziona, Bonura in mezzo a due, Ruleta, poi Suola con la Parola riesce anche a superare, sempre Bonura, lascia il pallone Vassallo che può andare in avanti, buono il suo lavoro, poi chiude invece Sistori, un rimpallo poi la favorisce, la palla va direttamente su Matteo Siragusa. Il dribbling passa Siragusa, poi commette fallo. In questo caso Barone. Fra, posso, Fra. Bravo. Fra, che succede? È dietro. Fra. Che succede? La calcio di punizione. Con la Parola sul punto di battuta. Sistori cambia tutto, la tocca a Gargano, poi lotta Catalano anche su quella fascia, riesce pure a sfuggire alla marcatura. Gargano va giù, si continua però Siragusa, Suola, l'esima giocata, Suola ancora, non si passa però con Graziano, poi la tocca centralmente, si immola in mezzo a due maglie blu, non riesce, poi Gargano libera per Sistori che cerca questa conclusione, brutta in questo caso, minuto 34,
38 di gioco, manca un minuto alla fine del primo tempo, 0-0 risultato, gara molto avvincente, però ancora nessun gol. Sistori alza lo sguardo, cerca l'ennesimo lancio, prende in pieno Bonura, poi si riparte con Diego Catalano. L'ho cacciato. Palla che viene allungata. Poi Gargano va incontro, non la controlla, cerca un dribbling complicato Andronico, Brigaglia. Cerca il lavora anche a centrocampo Brigaglia, la palla che va direttamente sulla Parola, Guagliardo, una gara al momento perfetta per il 2 che sta facendo tanti contrasti anche con un cliente scomodo come la Parola, però se la sta cavando molto bene, però va bene così, dice nel primo tempo, risultato di 0-0 tra Academy Palermo Calcio e Sant'Ernesto. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere connessi perché solo qui in esclusiva il secondo tempo. A tutti. Il risultato finale di 3-0 ti dà quei 3 punti per camminare ancora con più tranquillità nel nostro primo obiettivo, che sappiamo tutti che è quello del raggiungimento della salvezza il prima possibile. Nel primo tempo abbiamo trovato una squadra attrezzata che ci ha chiuso ogni parte del campo e non siamo riusciti a segnare, a parte un paio di situazioni, ma è stato bravo Grimaudo, è stato bravo il difensore che magari all'ultimo momento ha messo una pezza. Il secondo tempo ho chiesto alla mia squadra non di abbassarmi, ma di, malgrado magari il vento l'avevamo contro, anche se si era abbassato anche il vento, di stare su, perché se ci facevamo schiacciare rischiavamo magari o su qualche calcio piazzato o su qualche punizione magari di passare in svantaggio. Però sono stati bravi, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo sempre giocato palla a terra, che è un po' quello che voglio dalla mia squadra, e siamo riusciti poi a trovare questi bei 3 gol. Qualche altra occasione abbiamo avuto anche la possibilità di fare qualche altro gol, ma sono stati bravi anche i giocatori del Frugatore e il portiere a non farci realizzare. Matera è un giocatore che si allena sempre bene durante la settimana, anche se avevo iniziato il mio tandem d'attacco con Pavisic e Maltese, cercando magari la profondità. Poi dopo l'uscita di Maltese ho giocato con due attaccanti che sono molto simili, per cui cercavo più le giocate dagli esterni per arrivare al cross e cercare diciamo che nel secondo tempo ho rivisto un po' la squadra che mi piace a me, che gioca palla a terra, che verticalizza, che soprattutto tiene il pallino del gioco. Dico sempre che se l'abbiamo noi il pallino del gioco si fa meno fatica. Diciamo che è andata abbastanza bene, anche se, ripeto, venivamo da 2 vittorie, poi la sconfitta immeritata contro la Castellammare, risultati di ieri pomeriggio che non ci facevano stare tranquilli. Era normale che magari ci poteva essere un po' di paura, soprattutto nel primo tempo, però ringraziato a Dio siamo usciti il secondo tempo alla grande e siamo riusciti a far nostra la partita. Un po' tutta la squadra ha giocato bene, ma anche Bertolli è stato tra i migliori. Mi sono complimentato perché per la prima volta da esterno, da quinto, l'ho passato da centrale, perché diciamo che andava più a sostituire sul ruolo che era di Espasa, che è infortunato, e Cerniglia aveva preso il posto di Pellegrino a sinistra, che Riccardo era squalificato. Però diciamo che hanno fatto un'ottima gara, ma diciamo che tutti quanti hanno fatto un'ottima gara, a parte un po' che sul 3-0 abbiamo un po' abbassato quello che era la nostra concentrazione e l'attenzione, rischiavamo anche di subire gol, ed è una cosa che mi dà un po' fastidio, anche non solo da allenatore ma anche da ex difensore. Voglio che non segnino, e soprattutto che rimane la porta inviolata mi fa più piacere, perché una cosa è che la partita la vinci 3-0, una cosa che magari fai riaprire la partita alla squadra avversaria e che magari si può andare anche un po' in difficoltà. Però ripeto, sono contento della prestazione, soprattutto nel secondo tempo della mia squadra. Non bisogna mai abbassare quella che è l'attenzione
la concentrazione, anche perché 32 punti a 6 punti di distacco ti può far stare un po' più tranquilli, però bisogna dare continuità di risultati, mancano 5 partite. Se tu dai una costanza di risultati, allora ti tiri fuori facilmente, ma se poi malauguratamente un passo falso riapri un po' tutto quanto. La Folgore veniva da, mi sembra, 3 o 4 risultati consecutivi, hai visto? Perde perché ha perso, mi sembra, in casa con la Mazzarese, perde con la Mazzarese e viene risucchiata nuovamente, perché la vittoria dell'Accademia contro l'Atletico Palermo ha un po' riaperto un po' tutto quanto i giochi, ed è giusto che sia così, perché così tutti quanti sanno che devono giocarsi la partita, la partita della vita. Per cui domenica avremo un avversario che dobbiamo essere intelligenti e dobbiamo stare sul pezzo per cercare di riuscire anche a sfatare questo benedetto tabù dell'Aloisio. Opportunità qui a Giovagnoli, poi si va a recuperare il pallone, Belecco vince qui il rimpallo, manda in profondità Diallo, posizione regolare di Diallo, la parata da parte di Barbagallo. Belecco la lascia passare, Grandis che potrebbe calciare, contrastato da Lopito, tacco da Torres potrebbe andare alla conclusione, poi scarica Belecco, traversa piena di Belecco verso Albanese, 1-2 con Giovagnoli, scivola Arenoso, Giovagnoli effettua il cross man mano con un intervento da supereroe, soffre Arenoso, non è passa Diallo, la loro, diciamo, la loro salute. Prova qui a giocarla De Morra che inventa, man mano esce su questa opportunità per Guadagnoli verso Torres che non riesce qui a sganciare, quindi c'è Belecco che prepara la conclusione, meglio poi serve Torres, calcia in bocca Barbagallo, Jantus, il pallone tagliato, poi Russo prova a apporsi, il pallone in mezzo, Piarosa, il pallone per Belecco, il lancio lungo di Belecco a cercare profondità Torres, deve uscire Barbagallo, Torres prova il pallonetto a battere attenzione perché c'è di partenza da parte del Geraci, conclusione Jantus, corridoio a cercare Franchelli che non riesce ad agganciare, c'è poi Torres che prova a girarsi, finisce qui, finisce il tanto atteso derby delle Madonie, finisce con un pareggio tra Supergiovane, Castelbuono e Geraci.
Siamo tornati live intanto per commentare questo secondo tempo, 0-0 il risultato tra Accademia Palermo Calcio e Sant'Ernesto. Vediamo subito un cambio però, perché c'è l'ingresso di Giuseppe Russo. Adesso cerchiamo di capire al posto di chi. Poi anche nelle fila dell'Academy con l'uscita di Vassallo, che però non sta facendo una brutta partita. Anzi, tutt'altro. Non lo dirà a me. Non lo dirà a me. Cerchiamo di capire Può rivedere la partita. quello che è il cambio. Comunque è bravo. È bravo. Adesso vediamo Calmo chi rispetto a è noi, a me entrato. sicuro. Si tratta Oggi di sono Guercio, che dello dunque agirà come esterno d'attacco destro. D'altra parte invece abbiamo detto l'ingresso di Giuseppe Russo, però bisogna capire anche chi è uscito. Stiamo cercando un piccolo check, il centrocampo non è cambiato nulla, in difesa nemmeno. Dovrebbe stare al posto di Piazza, che è uno dei più positivi probabilmente in questo match, però anche lui come Vassallo fuori, un cambio un po' strano da entrambe le parti, erano due giocatori abbastanza attivi in partita. Nel frattempo Sistori e Siracusa si stanno scambiando il pallone, ma si attende il fischio. Come stai? Di gara che È tutto non scocciato. vediamo. Concentrati! È tutto finito. Ma manco neanche un po' d'acqua, un cerotto. Infatti ancora ha tempo per continuare a Fra, il tallone com'è? loro riscaldamento, ma chiaramente siamo già dopo 35 di gioco, di conseguenza per non rimanere fermi bisogna sempre continuare a giochicchiare un po' col pallone. Vedo anche il dito di gara. Fra! Pezzo forte, man. Dunque, primo possesso palla per il Sant'Ernesto con Siracusa. Intanto vi mostriamo il nostro scoreboard, 0-0 il risultato per ricordarlo, ma siamo sicuri che ci stia vedendo fin delle prime battute. Inizia anche il secondo tempo con Lo Cacciato che subito cerca il compagno, poi Giunta, si autolancia, poi con il mancino cerca forse un mix tra un tiro e un cross. Poi la palla termina comunque fuori. Ha fatto bene a provarci Giunta. Ha fatto un buon lavoro inizialmente con il pallone conquistato. Canai allunga la sfera dalle parti dei compagni. Poi Russo tocca uno dei primissimi palloni 1-2 con Brigaglia che si autolancia sul lato di sinistra, è molto veloce, poi cerca anche una conclusione. Mancuso lascia scorrere saggiamente il pallone, l'ha visto rimbalzare. La parola va in anticipo con la punta, libera il compagno, poi buono qui il lavoro da parte di Pileri. Poi conclusione di Russo appena entrato, quasi sembrava potesse diventare un assist per Gargano che si stava inserendo. Mancuso va a lungo, avuto 36 di gioco. Poi l'esterno cercare Catanano, palla sconnessa, questo caso da Barone. Rimessa con le mani, in testa Barone la tocca, poi va giù, questo scontro Giunta, poi arriva anche il fischio da parte dell'arbitro, calcio di punizione. È rimasto giù invece Bonura. Ci auguriamo che sia tutto ok per l'otto. Sì, sopra Ismaele. Uno scontro col compagno, probabilmente entrambi hanno avuto un po' la peggio. Adesso però si sono alzati, sembrerebbe essere tutto ok. Dai, forza, non è niente. No, fischio niente. Guagliardo allunga per Giunta, buon lavoro, allunga, poi
dalle parti di Catalano, che però prova questo scatto ma non riesce a tenere il pallone in campo. Era una palla effettivamente difficile, buon lavoro di Giunta, però forse un po' troppo profondo. Ismaela che si è fatto male. Nel frattempo si sta ancora toccando la tibia. Giunta, gioco momentaneamente fermo Dai Lele! e chiede anche il cambio probabilmente. Comunque brutte notizie per l'Academy, che deve fare a meno del proprio numero 10, però al momento entra lo staff medico con il dirigente. Al momento soltanto un po' d'acqua, speriamo che sia tutto ok per il 10. Diamo una stabella, Ismaele. Ma lasciatelo in campo. Gioco fermo, minuto 38, si è giocato poco in questo secondo tempo in realtà, tanto invece nel primo, poche interruzioni, poco invece nel secondo, ma chiaramente siamo soltanto a 3 minuti. Gioco che adesso può finalmente riprendere con il 10 che viene scortato fuori. Ci auguriamo che possa recuperare il prima possibile, sarebbe un peccato perderlo in questo match. Un primo tempo forse in ombra, ma nel secondo sembrava che potesse cambiare qualcosa. Speriamo che rientri. Al momento sta un po' zoppicando, però lo cacciato, va in avanti per Siragusa, prova l'ennesimo aggancio con il tacco, poi Pileri, sempre Siragusa, si chiede un tocco con il braccio ma si continua, Siragusa lotta poi con la punta, Brigaglia, Sistori, Ma ferro mi capita. No. la palla termina direttamente nella panchina del Sant'Ernesto. Pileri, Guagliardo prova a rientrare. Mamma, dai! Dai, Vita! Il gioco fermo, c'è qualche incomprensione in questo momento. Sarà rimessa con le mani Guagliardo sul punto di battuta, uno dei più positivi, anche lui si è proposto diverse volte in avanti, anche dal punto di vista difensivo ha fatto una buona partita. Vediamo come continuerà la gara. Guagliardo, Bonura, alza il pallone, la parola lo infastidisce, palla infatti che termina fuori, minuto 40 di gioco, mancano 30. È perché Dario si sta riscaldando. Nel frattempo Giunta è tornato in campo, però Dai, è Isma! vistosamente Dai, fai con gol, dolore. Isma, cosa ti passa? Vai Gabri! Vai Palla Gabri! controllata da Canai che va a lungo verso la parola, poi Russo lascia lui il pallone, allarga molto bene dalle parti del compagno, Acquisto cerca il tocco in mezzo, poi lo biondo perfetto della sua esecuzione, Bonura nel ritardo, poi Sistori è riuscito comunque a saltarlo ma non a servire il compagno e dunque rimessa con le mani ancora una volta per il Sant'Ernesto, risultato di 0-0, gara che ancora non si sblocca, però comunque sembra che manchi veramente poco perché probabilmente manca quella giocata che possa cambiare la partita. Nel frattempo è rimasto ancora Giorgio Conta e credo che la partita possa anche terminare qui per il 10. È un grande peccato perderlo. Costretto a lasciare il campo dopo lo scontro precedente e poi va direttamente in panchina. Adesso cerchiamo di capire chi entra al suo posto, un attacco che è rivoluzionato rispetto alla prima frazione. Entra Manzone con la 14, dunque Guercio, Manzone, gli uomini più offensivi, oltre che chiaramente Catalano. Canai sbaglia il passaggio, regalato direttamente a Barone. Lotta a centrocampo, poi Bonura sterzata, Sistori la tocca, poi lo cacciato al largo dalle parti di Gargano, anche lui verso Siragusa, finta, poi sovrapposizione di Acquisto che può autolanciarsi, fronteggia lo biondo, buono qui il suo lavoro, poi con il fisico fa sentire il contrasto, infatti riesce anche a difendere, buona qui la giocata di lo biondo, e guadagna anche qualche applauso. Nel frattempo
c'è un cambio tra Manzone e Catalano, con Manzone che dovrebbe giocare come esterno, invece attaccante dovrebbe essere Catalano. Questo tanto qui rischia tanto la difesa. Guaiardo cicca anche lui la conclusione, poi Russo lascia per Siragusa, palla che passa per Gargano e Mancuso sempre molto attento il portiere, non si fa mai fregare da questo tipo di tiri. Una buona gara per il portiere. Adesso va a lungo, Sistori la controlla, Brigaglia lascia controllare questa sfera, poi c'è anche un rimpallo con un po' di fortuna. Brigaglia con il mancino, Mancuso nonostante il rimbalzo blocca questo pallone. Adesso guarda i compagni, lo getta subito in avanti. Dai. Palla che rimbalza, Catalano con forse con le ginocchia ha passato il pallone, c'è anche a passare con un dribbling. Poi Canai, il rimpallo quasi lo favoriva. Vai Gabri. La Rocca. Poi il dribbling anche molto rischioso ma ben fatto da Giorgio La Rocca. Poi gioco fermo, calcio di punizione. La parola vuole battere immediatamente, ma il direttore di gara dice devo fischiare io, non puoi battere tu. Minuto 44 di gioco, nel frattempo sono passati soltanto 9 minuti da questo inizio al secondo tempo. Una gara forse un po' diversa rispetto a quello che abbiamo visto nella prima frazione, ritmi leggermente più bassi, però sembra che manchi veramente poco per essere sbloccata. Ricordiamo 0-0 il risultato. Gara di andata che invece ha sorriso al Sant'Ernesto, che in quel caso vinse con il risultato di 5-0, ma siamo ben lontani da quel tipo di risultato. Siragusa, buon acquisto, lavoro a larga, acquisto, palla su Gargano, le finte, col mancino, può calciare, ancora una volta Mancuso, sempre prontissimo e molto bravo anche nel posizionamento, si fa sempre trovare lì dove il pallone terminerà. Nel frattempo aumenta anche il sole, non nella tribunetta dove siamo noi, ma in campo, si può anche ben vedere dalle nostre immagini, che ricordiamo sono sempre in esclusiva di Sportisiri. Nel frattempo c'è un giocatore a terra, però non abbiamo capito il motivo, forse una pallonata, ma stiamo soltanto un po' ipotizzando, non ci siamo accorti in realtà di ciò che è successo. Telecamere rivolte verso La Rocca, vediamo chi è rimasto giù. Oh ragazzi, cercate di non prendere palle. Sisto, il capitano. Dal movimento che sta realizzando la prossemica si può anche capire come abbia preso una pallonata che fa abbastanza male. Ma che ha avuto Isma? Dove si è fatto? Occhio, raga, dai. Non perdete palle inutili, mi raccomando. Nel frattempo sarà rimessa con le mani con Graziano. Avanti. Occhio. Vai Franci! Bonura si gira molto bene, tallonato da Gargano, poi lo biondo per Barone, molto calmo su Pileri. Bonura. Vai Barone! Graziano. Vai Franci! Vuole lo spazio sul compagno, trova lo spazio per Guercio che può calciare. Guercio viene fermato poi dalla buona chiusura. Dai. In questo caso di Locacciato, che ha lasciato la posizione centrale per mettersi un po' laterale. In questo caso ha fatto un buon contrasto. Calcio d'angolo, ma si fa vedere anche l'Academy. Sarà calcio d'angolo con Andronico. Anzi no, con Bonura, chiedo scusa. Buono. Poi palla in mezzo, Guercio non la riesce a rivolgere verso la porta. Poi allontana Gargano, lotta Siragusa con il solito aggancio con il tacco. Poi Russo si può lanciare, ma non con lo biondo, che riesce comunque a fare un grande lavoro. Siragusa può arrivare sul pallone, lo insegue, riesce anche a tenere in campo. La parola regala il pallone al suo avversario. Catalano lotta con questo scontro tra numeri 7, viene vinto dal 7 in maglia rossa. Lo cacciato Brigaglia, poi Catalano lotta in mezzo a tre, Brigaglia
gli ruba il pallone, acquisto, finta Vai Gabri, non mollare, con Gabri. la suola 2 volte a rientrare su Guercio. Buono questo lavoro, Brigaia. Sistori, il tunnel anche su Bonura. Poi la palla che passa, Sistori con l'esterno, libera sul compagno, poi fa buona guardia invece. In questo caso Graziano, palla poi in rimessa laterale sempre per il 19. Brigaia, sbaglia il passaggio, errore non da lui questa volta. Poi ci ha provato anche Manzone con questa giocata, non ha liberato il compagno, poi un rimpallo ha favorito però la squadra in maglia rossa e dunque rimessa laterale. Avuto 48 di gioco. Si lamenta. Poi acquisto, non va dallo stile, va direttamente in rimessa. Questo è un secondo tempo dove possiamo anche dire effettivamente che l'Academy stia probabilmente giocando meglio. Aspetta. Buttici una voce a Isma. E ci E di che esce? Poi Bonura, ancora una volta lotta e trova un corner. Qualcuno accanto Franci. Vediamo se andrà sul primo o sul secondo. Franci, entri in aria, Sceglie bravo. il secondo palo e questa è una buona palla, poi la palla che rimane lì e lo caccia da lontana. Vicinissimo al gol l'Academy. Isma! Poi Manzone insegue il pallone, però è molto profondo. Non puoi uscire! Poi gioco fermo perché è pronto un cambio per il Sant'Ernesto. Vediamo chi Marco. ad uscire e acquisto. Anche lui uno dei giocatori più propositivi quest'oggi. Vediamo chi entrerà al suo posto. Adesso vediamo anche quest'altra informazione. Come terzino sinistro adesso è entrato Cristian Canai. Comunque dal punto di vista tattico sembrerebbe non cambiare nulla perché terzino sinistro per terzino sinistro. Sistori prova l'imbucata 2 volte, la controlla, poi sbaglia il dribbling, sempre un ottimo lavoro da parte di Bonura che può lanciarsi, c'è l'inserimento dei compagni, poi Canai mette una pezza. Sistori, capitano per la Paro, la vuole andare via sullo stretto, ci riesce, però il campo anche terminato, dunque rimessa tra le per l'Academy dopo questa giocata in un fazzoletto tentata dalla Parola, è anche riuscita effettivamente, ma bisogna poi fare i conti sempre con il terreno di gioco. In questo caso non ha sorriso alle 7 in maglia scura. Vai Gabri! Minuto 50 di gioco, mancano 20 minuti, una buona partita. Rimani là. Soprattutto per l'Academy. Vai più indietro. Ricordando che il Sant'Ernesto comunque è la formazione che al momento è la capolista. Fortissimo. Poi la controlla bene Guercio. Canai appena entrato, è anche fresco, si può lanciare, vede l'inserimento verso Brigaia, poi chiude invece molto bene lo biondo, uno dei migliori quest'oggi è il 5, sta concedendo veramente pochissimo, lo sta dimostrando anche con questo intervento. Canai verso Siragusa, ora girarsi dopo questo aggancio, non riesce, regala direttamente ad Andronico che può sfuggire alla marcatura, non è a quella di Gargano, che è stato bravo a sporcare questa ripartenza. Poi Brigaia lotta con Graziano, lo stesso 19, poi si accontenta di una rimessa con le mani. Gargano invece la rimette lì. Vai, Fili! Rimessa con le mani, poi Canai la controlla, anche un pizzico di difficoltà. Poi scontro molto rischioso, in questo caso poteva non finire bene. La Rocca. Poi viene lanciato Russo in anticipo Pileri, che infatti con il fisico cerca di fare andare il pallone fuori, non ne riesce, quindi molto sfortunato. Siragusa per Russo, si gira, cambia gioco direttamente da Gargano che aggancia proprio con la punta, scivolata provvidenziale di Graziano, ottimo
il suo intervento, poi viene ancora una volta servito il 19, questa volta sbaglia perché Canai è prestato molto alto, Gargano rientra, potrebbe anche calciare, poi scivola Siragusa con il mancino, poi destro con la punta, deviazione, la palla arriva tra i piedi di Canai, buono qui il suo lavoro, Graziano invece è molto bravo a chiudere, sarà calcio d'angolo, dovrebbe essere, non è rimessa con le mani, vediamo se effettivamente è stata questa la scelta. Ma che fa? Che fa? Che era fuori gioco. Ammonito Enrico. Punto cartellino giallo per lo biondo probabilmente. Forse per protesto, perché sicuramente non è per fallo, non per l'intervento irregolare. Sarà rimessa con le mani, vediamo Canai sul punto di battuta, si avvicina Brigaglia ma non viene servito. L'ho cacciato, va incontro Gargano, si sta facendo vedere un po' di più il 6 ora. Canai appoggia per la Rocca, non vada allo stile Sistori, l'aggancio in mezzo a due, poi non riesce a passare, buono qui il lavoro. Brigaglia trova Canai, buona qui la sua giocata, c'è centralmente Siragusa, ma dall'altra parte magia per Gargano che chiude la porta, palla in mezzo per Siragusa e si è divorato questo gol, però grande azione qui da parte del Sant'Ernesto con Siragusa che è andato a botta sicura ma ha sbagliato incredibilmente questo gol, però che palla comunque di Canai. Sistori poi prova a lanciarsi la parola, non riesce. Sarà rimessa con le mani, Guagliardo sul punto di battuta, però c'è un cambio. Inserimento di Coppola. Al posto probabilmente di La Parola, se non abbiamo visto male. Sistori vuole andare in mezzo a 2, in mezzo a 3, poi si complica tanto la vita. Brigaglia lo aiuta, arriva anche Coppola appena entrato, non tocca però il pallone. Brigaglia per Canai, l'anticipo di Graziano che può liberare i territori compagni, poi Coppola che torna dietro saggiamente, scelta giusta in questo caso. Sistori, aggancio perfetto, poi rilancio per Gargano che si è anche fermato, non credeva probabilmente in questo pallone, forse non credeva di essere in posizione regolare, finirebbe per tracciare le linee, è difficile chiaramente. Mancano 15 minuti di gioco nel frattempo al termine del match, minuto 55. Palla centrale, cercare Gargano, allarga adesso il gioco, poi la tocca 2 volte Guagliardo, buona la sua partita. Poi Manzone cerca il passaggio sul compagno, non giusto in questo caso. Barone in anticipo, Pileri chiedo scusa, mette in rimessa laterale, non ha voluto rischiare nulla. Il 4 aveva probabilmente anche lo spazio in realtà per poter continuare. Poi Corvaia lotta 2 volte, non riesce a controllarla, viene fermato dall'altro numero 2 Guagliardo. Palla che arriva direttamente per Brigaglia che calcia con il destro, la traversa, sfortunatissimo qui Brigaglia che è andato con non il piede forte. Vai Gabri, non mollare! Va saltato anche Mancuso, ma poi la traversa a di no. Poi Siragusa lotta, riesce a sfuggire, Coppola rimette il pallone in mezzo con il sinistro quasi per Siragusa. Poi Mancuso direttamente lo lascia fuori. Bravo Ciccio! Qui Brigaglia è andato veramente vicinissimo al gol. Avrebbe anche sbloccato questa partita, ma si rimane 0-0. Guercio, qui Canai lo prende da dietro, quindi sembrava fallo da qui. Gargano, Manzone, lasciargli il pallone per il compagno Andronico, poi scontro con Corvaia, buono qui il suo lavoro, libera poi sulla fascia Russo che può anche crossare, rientra, traversone in mezzo col mancino, palla che rimane lì allontana, poi il diritto di gara, e poi Corvaia
allontana un po' la sfera. Non puoi stare. Gara sullo 0-0, minuto 57. A così, facciata. Corvaia alza il pallone, Canai lo controlla con il destro, sempre super mancoso. Non si batte oggi il portiere. Non ha fatto degli interventi importanti, però sempre molto efficaci. Poi c'è qualcosa con la panchina. Ora Fabio, ora Fabio, a tutti, a tutti. Ma esci tu, ma fai prima! Esci! Esci tu, ma fai prima! Palla che si impenna, Canai arriva sul pallone e torna dietro dalla Rocca, che però è già il secondo errore nel giro di pochi minuti. Andate la partita al municipio. Fischia qua, Rimessa con Guaiardo, minuto 58, mancano 12 di gioco, 0-0 il risultato, ricordiamo per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportisili. Bonura, poi la tocca a Locacciato, mettendola direttamente in rimessa, poi Corvai allontana ancora il pallone e rimessa per l'Academy, che sta comunque giocando una buonissima partita. Palla che passa, Russo per Siragusa, c'è lo scatto di Brigaglia da quella parte, molto veloce, la controlla con il tacco, poi non accorcia la distanza il suo avversario. Siragusa la controlla sul sinistro, può calciare Siragusa ancora, può calciare con il destro e sblocca anche il risultato. Matteo Siragusa fa tutto bene, poi quasi da calcio a 5 con la punta, palla lontana, 0-1. Si sblocca dunque il risultato nel minuto 59 a 11 dalla fine del gioco. Questo risultato che sorride al Sant'Ernesto, intanto c'è stato un cambio. Fuori Locacciato. Intanto Ferrara nel frattempo con la 13. Gli tocca il primo pallone anche dalla sua partita. Gargano. Adesso c'è un cambio di interpreti nel quanto riguarda il Sant'Ernesto, perché Gargano, che giocava come esterno a sinistra, adesso lo vediamo a centrocampo. Brigaglia invece vediamo più sull'esterno piuttosto che come mezzala. Bravo Giorgio! Bonura prova ad imbucare sul compagno, poi il rimpallo non lo favorisce. Brigaglia, c'è la sovrapposizione di Canai, non lo serve, va da Siragusa, gancio non di migliori, poi la Biondo fa una grande chiusura. Bonura 2 volte, Brigaglia, grande partita come sempre da parte di Afis Brigaglia. Sistoli, il dribbling perfetto, poi guarda e calcio verso la porta. Termina fuori, però forse qui poteva sicuramente fare qualcosa di diverso. Un pallone in verticale sarebbe stata probabilmente anche la scelta più giusta. Non l'ha fatto, ha cercato la porta, palla fuori. Sistoli, tacco, poi si riprende il pallone, voleva passarla, poi in realtà se l'è ripresa, palla un po' sporcata, Pileri allontana, poi Corvaia va incontro, imbucata con la punta ancora una volta su Siragusa, atteggiamenti quasi da calcio a 5 per questa squadra. Anche il gol infatti è arrivato con una buona giocata solitaria, 2 dribbling e poi punta con un Mancuso che poteva fare veramente poco, era a distanza veramente ravvicinata, anche un tiro molto potente, poteva pochissimo Mancuso. C'è un altro cambio, dovrebbe lasciare il campo Bonura, se non mi sento male. Bonura sta facendo uscire. È uno dei migliori Bonura quest'oggi. No, gli ha dato la faccia da capitano. Invece no, chiaramente non esce Bonura, esce tra i pali Mancuso, fascia da capitano che va infatti nel braccio del numero 8. Esce Catalano. Tra i pali vediamo Prestigia, come poi dovrebbe essere stato anche Tripiciano, se i numeri non ci ingannano, dovrebbero non ingannarci, infatti confermiamo, entra Tripiciano
lì davanti al posto di Catalano invece tra i pali Presti Giacomo. Siragusa la controlla, poi calcia verso la porta, subito ha cercato di battere il rientrato Presti Giacomo, molto sicuro di sé invece prende il pallone direttamente dall'esterno della porta. Fra, non ci andare là. Tagliamo questa palla! È Fra, non lo ci biondo a andare fare là, vai l'attaccante, avanti. a fare la punta centrale, il centravanti, marcato da Ferrara, poi fuori anche Brigaglia nel frattempo, mentre invece Diego Catalano, numero 22, Pileri. Russo non vuole fare passare Guagliardo, poi scivolata, sempre molto temerario per Guagliardo. Una buona partita comunque, si è attaccato poco da quelle parti anche perché lui è sempre stato molto attento, uno dei più positivi quest'oggi. Bonura si complica tanto la vita perché era in mezzo a 3 maglie scure, poi lo biondo va incontro ma sbaglia. Siragusa libera per il compagno russo, cerca la porta, Presti Giacomo respinge. Poi Canai non si accontenta del calcio d'angolo, vuole giocare il pallone, riesce a saltare l'uomo, poi palla in mezzo, la testa tutta la dirigola, poi calcia verso la porta. In questo caso ci ha provato il rientrato Alessandro Mellina, palla che è finita fuori, pericolosa ancora il Santernesto. Perché lo conosci? Sarà calcio d'angolo. L'ho visto allenare, sai, è bravo. Russo va sul fondo, poi rientra Mellina, prova questa conclusione 2 volte, poi Andronico fa una buona giocata, lo biondo da pivot per Andronico, però gioco fermo, forse un blocco, forse un intervento irregolare, non ci siamo accorti in realtà. Gioco fermo. Sarà calcio di punizione. Minuto 64, mancano 4 e mezzo, anzi 5 e mezzo, chiedo scusa, alla fine del match. Non ci immaginiamo un recupero cospicuo, non ci sono state molte interruzioni, in realtà forse qualcuna in realtà nei primi minuti del secondo tempo, poi nulla di più. Bonura, palla lunga, lo biondo là contro la spalla alla porta, va a rientrare, poi Ferrara che rischia tanto, una maglia che si allunga, si continua però la Rocca. Canai, È una cacca! poi lotta bene Andronico, Sistoli, Coppola per Siragusa, sbaglia il passaggio, che buon lavoro di Graziano, anche lui è come Guagliardo, una buona gara. Graziano scivola, fa giù, si continua. Siragusa, poi ottimo ancora una volta Guagliardo, raddoppiato questa volta, riesce comunque ad avere la meglio, ma per qualche istante poi il russo si gioca. Vai Enrico, vai! Poi lo biondo può arrivare, vediamo se calcia, rientra lo biondo 2 volte, poi Canai mette il pallone in rimessa. Nel frattempo c'è qualche cosa. Che ha fatto? Sei una Giallo e rosso, doppio giallo e rosso. Espulsione per il tecnico dell'Academy. Comunque per gli ultimi 3 minuti e mezzo, 4 minuti, per fare a meno del proprio tecnico, l'Academy sta cercando di spiegare le sue ragioni, ma questa gara non li vuole sentire. Sei una merda! E tu conosci un campo! La fatichetta! No! Dovete stare a casa, poi va bene, non venite più. Quindi gioco fermo, si dovrebbe ripartire con una rimessa laterale. Hai espulso! Questo gioco è fermo, diciamo poco fa, come non ci aspettavamo un recupero cospicuo, invece in questo caso forse penso che arriverà. Il gioco è fermo da almeno più di un minuto. Sei di merda!
Perché si sono male. Posso? Angolo! Vediamo. Angolo! Sarà rimessa dal fondo. Cosa è inutile l'angolo, scema! Coppola lavora bene Bonura. Di come Poi riconosci un campo! scivolata di Coppola, qui molto bravo nel tempismo. Canai, buono questo lavoro. Apre dalle parti di Siracusa, taglio le spalle per Russo che guarda la porta, può calciare Russo! E chiude anche la partita. 0-2 il risultato. Arbitro! Del gol da parte Arbitro! di Russo, è entrato nel secondo tempo. Brava! 68. Brava! È l'angolo, merda! Che si scanta, che ho Sant'Ernesto, in classifica è normale. Brava! No, comunque io si sono le note. Chi se ne ha merda? Dai, sai un nome. Risultato di 0-2 con questo raddoppio di Russo. Chi si gelo piccolo per fare live? Merda. Bonura, scontro con Mellina, poi Siracusa. Ragazzi, loro hanno la cazzo del Canai, buono questo lavoro, suona, incollato il pallone tra i piedi del 14, può rientrare ma sbaglia, poi conclusione non irresistibile da parte di Diego Catalano, ha cercato il primo palo però ha chiuso decisamente troppo. Guercio va incontro al pallone, Bonura, scivolata tentata. Bello, bello! Vai Dario! Palla Vai! profonda, può liberare il compagno, poi invece Ferrara non ne bada allo Ragazzi, tu stile. devi fare sto gol, fra! Tu lo devi fare sto gol! Ci ha provato Manzone con questo scatto, non ci è arrivato, anche Guercio stava cercando di prendere quella palla. Poi palla direttamente tra le braccia di La Rocca, minuto 69, mancano 30 secondi, poi conosceremo il recupero, sono 3 minuti, direi che era indicato adesso, 3 minuti dunque, la partita finiscerà al 73esimo di questa domenica mattina, una bella partita comunque. Sistori, scontro con Bonura, vince Bonura, poi lo trattiene un po'. Poi Bonura la rimessa per l'Academy con Bonura, prende anche lo biondo, prova a girarsi invece riesce Vai al centro, Andronico, brava, vai al poi centro. lo biondo, buona la sua giocata, La Rocca esce sempre in anticipo, buona la chiusura. Oh! Barone prova a controllarla, poi Mellina mette direttamente in rimessa laterale. Ha avuto una buona chance in realtà il numero 8 nel secondo tempo sul risultato di 0-1. Lo biondo Fatti vedere, prova fra! a controllare la Vai al spalla alla centro. porta, si gira anche bene 2 volte lo biondo, vince anche un piccolo rimpallo, poi Bonura ancora una volta cerca di Vai, sfondare tutto. Canai invece riesce a scortare il pallone, Corvaia si concede anche un dribbling. Dale! E calcio di punizione, fallo su Bonura. Sarà calcio Dai, piazzato, Bra. minuto 71, mancano 2 minuti, poco meno in realtà, al triplice fischio che decreterà poi la fine di questo match. Una partita sicuramente avvincente per i primi 60 minuti, anche molto equilibrata, poi è venuta fuori anche un po' la qualità del Sant'Ernesto che ha raddoppiato nel giro di 10 minuti, però nei primi 60 comunque è stata una gara molto equilibrata. Bonura attende il fischio per poter battere, conta i passi e poi dice Vai, Fra! fischio io. Non se calcia Bonura, non è una distanza facile, però potrebbe calciare, siamo anche nell'ultimo minuto di gioco, dunque
potrebbe anche provare una conclusione da lì, vediamo se effettivamente lo farà. Effettivamente sta guardando attentamente la palla. Bonura cerca la porta e palla che entra e gioca l'1-2. Bonura su calcio di punizione, buca le mani del portiere e fa 1-2. Riapre la partita dunque l'Academy, manca veramente pochissimo, però ci devono credere la squadra di casa. 1-2 questo risultato, bel gol. Forse qualcosa da perdonare la Rocca probabilmente l'avrà, però una buona conclusione comunque da fuori per Bonura, che ha fatto bene a provarci ed effettivamente c'è anche l'uscita. Ferrara spazza non benissimo, riesce comunque a servire Siragusa, buono qui il suo lavoro, poi viene fermato ancora una volta e poi va bene così, finisce la partita dopo 73 minuti di gioco, 1-2 risultato, vince ancora il Sant'Ernesto che dunque lascia il campo ospite con questi 3 punti in tasca. Noi come sempre di Sportissimi qui da Marco Genduso vi saluto, vi mando anche un grande ringraziamento per averci seguito fino a questo momento e poi ci vediamo come sempre alla prossima.